tema che affrontiamo oggi riguarda la chiusura dell'ufficio dell'APT di Portogruaro, chiusura che è stata motivata per i tagli regionali, per l'opposizione periferica e gli accessibili che si ritiene abbia avuto fino ad oggi, chiusura che comunque pregiudica rispetto alla connotazione turistica e all'importanza che il turismo ha per Portogruaro e per il suo sviluppo, sicuramente considerazioni che sul nostro ruolo vanno ovviamente prese in esame. Quindi rispetto a questo vorrei, è presente l'assessore con delega al turismo del comune, quindi abbiamo l'opportunità di sviluppare tutti i ragionamenti possibili su questo tema. Vorrei, visto che abbiamo invitato in quanto se vogliamo parte che più può essere a conoscenza di tutti gli ultimi aspetti riguardanti il tema, mi pare che anche oggi sia stato un comunicato stampa della Zaccariotto. Sì, dovrebbe essere questo. No, sì, io non ce l'ho perché oggi... Comunque c'è un comunicato stampa. E quindi io chiedo al consigliere provinciale e anche comunale Gianmarco Corleano di fare una panoramica che ci consenta di discutere poi con i commissari sul tema rispetto alla chiusura della sportello. Ok, grazie mille Presidente, io ho accettato di ringraziare l'invito del Presidente del Consiglio Franceschini, perché ovviamente è importante che discutiamo di questo tema. Allora, ho un po' di materiale, non tutto in formato elettronico, quindi per cosa andrebbe fotocopiato e poi... Ok, quindi poi proverò anche a darlo ai commissari, va bene. Questo è stato presentato in Commissione Consigliare il 6 giugno dalla direzione della PT, e poi ci sono dei dati che magari analizziamo dopo. Okay. Allora, io mi sono fatto alcuni appunti questa mattina, perché tanto per cambiare questa mattina in provincia, in commissione abbiamo discusso dello stesso tema, cioè del turismo e delle politiche per il turismo. La provincia di Venezia, così come le altre province del Veneto, esercita delle deleghe per conto della Regione Veneto in virtù della legge regionale 33 del 2002, il testo unico per il turismo. Queste competenze delegate fanno riferimento ai servizi di informazione e di accoglienza turistica. In virtù di queste deleghe che ci vengono assegnate, la Regione Veneto ci dà, come provincia di Venezia, un pacchetto di trasferimenti ogni anno che per il 2010 era di 5 milioni e 7 circa. Per il 2011 col bilancio di previsione è stato ridotto del 27% e quindi è stato portato a 4 milioni e 172 circa. Questo tipo di taglio radicale è un taglio ben diverso da come era stato prospettato all'inizio, cioè a dicembre 2010. Il documento poi finale del bilancio della Regione Veneto lo ha rivisto in positivo per quello che riguarda la provincia di Venezia, però in ogni caso ci ha messo con le spalle al muro, perché un taglio del 27% voi capite bene che di questi tempi, con la situazione di finanza pubblica che tutti conosciamo, è veramente difficile da affrontare per qualsiasi ente, e lo è in particolare per noi. A partire da questo taglio della Regione Veneto è stato necessario prevedere una riorganizzazione del servizio, quindi servizio di informazione e di accoglienza del turista in tutta la provincia di Venezia. Il dibattito adesso probabilmente è entrato nel vivo, però parte da lontano, parte da dicembre ancora, come vi dicevo, 2010. Allora, quando la PT provinciale ha fatto un atto di indirizzo, una delibera, con il quale si apriva il ragionamento sulla riorganizzazione e quindi sull'ipotesi di razionalizzare gli sportelli, di tagliare alcuni servizi, di accorparne degli altri e così via. A gennaio 2011 il Consiglio Provinciale di Venezia ha tenuto una sessione straordinaria aperta solo sui temi del turismo, durante la quale poi abbiamo votato due documenti unitari, uno rivolto alla Regione Veneto chiedendo la sospensione, chiedendo che ci fossero concessi maggiori contributi, maggiori risorse, e uno rivolto verso l'organo di giunta della provincia di Venezia, con il quale abbiamo chiesto la sospensione pro tempore di tutti dell'utilizzo delle risorse discrezionali, quindi tutto ciò che non era funzionale o strategico per l'ente doveva essere sospeso, e così è stato.
quindi cultura, sport, per i primi mesi dell'anno sono stati bloccati come interventi per poter avere un margine o comunque un polmone finanziario che ci consentisse eventualmente di affrontare questa riorganizzazione. Siamo qui oggi perché a maggio, il 18 maggio, la giunta regionale, la giunta provinciale di Venezia ha deliberato questa nuova ipotesi di razionalizzazione degli uffici, quindi ha fatto un atto di indirizzo verso la PD, che diciamo è la realtà, la società strumentale che gestisce poi fisicamente il servizio di informazione e di accoglienza turistica sul territorio, e in virtù di quanto stava scritto in questa delibera sono stati attuati da parte della PT una serie di azioni che, per quello che riguarda lo specifico di Portogruaro, si traduce poi nella chiusura dell'ufficio di via Cimetta. Sulla questione di Portogruaro, secondo me vanno fatte alcune riflessioni che riguardano un po' i numeri, perché è stato chiuso in questo momento, dico in questo momento perché secondo me la partita deve ancora chiudersi definitivamente. È stato chiuso perché è caratterizzato dalla più bassa utenza, diciamo nel terzo risultato peggiore degli APT della provincia di Venezia, nel senso che fa 3.137 accessi all'anno. Io vi sto dando queste informazioni, poi ditemi se però credo che vi servono, nel senso che ho cercato di raccoglierle con gli uffici, ho contattato il direttore generale dell'APT, ho contattato il responsabile del nostro ambito che è Sergio Bornacin, quale comunque è a stretto contatto anche con l'amministrazione comunale, è sempre stato a stretto contatto con l'amministrazione comunale. Quindi c'è un tema di efficienza che sicuramente... No, c'è un tema che nel momento in cui noi dobbiamo andare a razionalizzare, ovviamente le posizioni più deboli, fra le posizioni più deboli vi è anche quella di Portogruaro, perché fanno 3.137 accessi ed è la terz'ultima, diciamo, come risultato di tutta la provincia di Venezia. Ma scusa, a fronte di questo invece hai i dati di arrivo presente? E complessivi del Portoguarese dopo dentro il magari lo vediamo dopo. Sì. La riflessione che io ho fatto aggregando un altro, cioè in questi mesi non è che si sia discusso di Portogruaro, che non si sia discusso di APT, ecco, ci tengo a dire questo. Nell'ultimo anno in particolare abbiamo fatto 2 audizioni del rappresentante appunto di Bornacin e del dirigente dell'ambito territoriale nostro, e abbiamo discusso di tutti i temi legati all'organizzazione del servizio, fra questi Portogruaro, e qui veniamo al dunque, perché uno degli argomenti che poi ricorrenti è stato quello della collocazione fisica dello spazio del nostro IAT, del nostro servizio di informazione e accoglienza turistica. Nel senso che, a mio avviso, adesso insomma il problema c'è, in effetti è evidente, la collocazione non è ottimale, cioè non è ottimamente fruibile nella posizione in cui è da parte degli utenti. Questo lo dico, buonasera, questo lo dico a ragione veduta perché i numeri sono questi, anche in virtù di un'esperienza pratica, perché comunque tutti quanti voi siete abituati a accogliere turisti, magari stranieri per Portogruaro, che facevano fatica a trovare questo servizio. Li abbiamo dovuti a nostra volta reindirizzare dandogli indicazioni per cui verrà, però sempre fuori dal centro storico. Secondo me la location più adatta, in questo senso mi risulta che c'era la disponibilità da parte del signor Sindaco in nome per conto dell'amministrazione comunale, la collocazione più adatta dell'ufficio dovrebbe essere in centro storico, ovviamente in una posizione ben fruibile. E faccio un'altra considerazione, sono andato a guardarmi anche i numeri, cioè questi sono i numeri degli accessi, però oggi l'ufficio è aperto da gennaio a dicembre, da lunedì al sabato, con orario dalle 8 alle 14, ed è chiuso solo la domenica o i festivi, quindi tutto l'anno è aperto, sono 1530 ore di apertura, a fronte di 3137 accessi. Io ho fatto una stima che sono 2 contatti medi ogni ora. Quindi c'è un tema di efficienza. C'è un tema di efficienza. Ma ovviamente. consigliere, scusi, ma la chiusura della PT, quanti posti di lavoro azzererebbe, diciamo, da questo punto di vista? Come posti di lavoro nel nostro territorio? È un po' più complicato. Adesso non tagliamo personale, adesso di fatto andiamo a razionalizzare
di personale già esistente. L'impatto per noi negativo come ambito territoriale di Bione Caura nel nostro complesso riguarda il personale stagionale, cioè non ci è stato possibile riassumere personale stagionale quest'anno e noi siamo l'ambito territoriale più danneggiato perché avevamo circa una media di 7-8 persone che venivano assunte con contratti stagionali, persone che avevano anche già maturato una competenza professionale, un'esperienza professionale e quindi anche con delle capacità indubbie utili ai fini di questo servizio pubblico. Posso dire una cosa sola? Sì, se non sbaglio, circa la collocazione dell'ufficio APT di Cimetta, i locali erano stati messi a disposizione del comune ed era stato valutato positivamente anche dalla provincia quella collocazione. Sì, la precedente amministrazione. Esatto. Quindi c'era stata nella precedente amministrazione, io da quando sono lì a Capornello mi sono permesso sempre di dire che secondo me la collocazione non è adatta, è inadeguata. In questo senso mi pare che tutti si siano espressi, esatto. quindi il direttore dell'ambito, il direttore generale dell'APT, l'assessore Andreuzza, che ha contattato Bertoncello, lei adesso, ma lo stesso sindaco da almeno un anno mi risulta che avesse dato la disponibilità a spostare in centro storico. Quindi io non sto discutendo le scelte che qualcun altro ha fatto a suo tempo, quel che è certo è che quella collocazione non è la migliore, non è la più adatta e ci mette in una posizione di debolezza che ci rende difficile adesso andare a discutere, andare a ragionare nel momento in cui i cordoni della borsa sono stretti. Okay. Per completare il ragionamento, e poi magari do la parola al commissario, cioè, mi piaceva capire, quindi abbiamo gli elementi rispetto agli accessi, volevo capire anche rispetto a quello che è il tema fondamentale, cioè il turismo, lo sviluppo del turismo sul Porto Gruaro e quindi quali sono poi le strategie che si possono implementare rispetto a dei dati che tu ci hai portato questa sera. Allora, questo è lo stato dell'arte. Voi sapete, mi avete invitato, però voi sapete che io ho assunto una posizione molto critica nei confronti della maggioranza per questo progetto di riorganizzazione, perché secondo me è stata gestita male la partita, andava copartecipata con il territorio, quindi in primo luogo con le amministrazioni comunali, in secondo luogo con le associazioni di categoria e io ci metto dentro anche il Proloco. Questo adesso, secondo me, anche se con un certo ritardo sta avvenendo, c'è quest'ultimo comunicato stampa, perché ieri c'è stato l'incontro della Presidente della Provincia, Francesca Zacariotto, del Vicepresidente con tutti i Presidenti degli ambiti della Sezione provinciale, dove si è discusso anche della possibilità di dedicare delle risorse straordinarie, e questo è quello che io auspico personalmente, facendo leva sulle risorse proprie della provincia e quindi arrivando poi all'assestamento di bilancio liberare nuove risorse da mettere a disposizione dei presidenti del PT per fare tutta una serie di scelte. Per quanto riguarda le politiche per il turismo, io sono convinto che ci debba essere un servizio pubblico di informazione e di accoglienza turistica e ci debba essere una regia del pubblico. Lo dico perché non è un particolare rilevante. In questo momento in Regione Veneto è in discussione la piattaforma, diciamo, di riscrittura della legge regionale sul turismo che ha fatto il suo tempo, che è datata, che va aggiornata, però voi capite che il dibattito politico è aperto a 360 gradi, i sindaci sono stati invitati in provincia quando Finozzi è venuto a presentarla, l'assessore competente, però ci sono tanti ragionamenti in piedi. Un estremo di questo ragionamento è quello di dire trasferiamo queste deleghe, queste competenze alle amministrazioni comunali. Come tutto. Però state tranquilli perché il PD l'ha bocciato essere sindaco in consulta delle autonomie. Questa è una proposta di legge della Regione Veneto, è stata bocciata comunque in consulta delle autonomie dove siede il nostro sindaco per la nostra amministrazione. Come punti di rilievo, come disabili. La domanda è: occorrono gli AT a Portogruaro? Secondo me assolutamente sì. Quali sono i numeri però che ci possono? I numeri sono questi, allora, il discorso, far dire che... cioè dobbiamo fare un ragionamento a monte. La provincia a novembre ha fatto un documento che si chiama Piano Strategico per il Turismo, che va a definire tutte le politiche da attuare sul territorio per il turismo. Il turismo è la prima industria nazionale, la prima industria del Veneto, ma soprattutto è la più importante per la provincia di Venezia, che è la prima provincia turistica d'Italia. In tutto questo ragionamento, che
a grandi numeri basati sulla funzione turistica del litorale, assume secondo me una connotazione molto importante la valorizzazione dell'entroterra. Questo documento strategico mette in evidenza come una delle chiavi di lettura in positivo sia proprio la valorizzazione dell'entroterra, anzi dice anche che l'entroterra è un punto di forza per il litorale, e quelle località balneari che hanno saputo cogliere questa sinergia sono quelle che hanno fatto risultati performance migliori. Quindi questo è un aspetto anche con da noi rispetto ad altri scenari. Sì. Questo dire dei proponenti, dei responsabili. Per quello che riguarda Portogruaro, ad esempio, ci sono dei risultati, mi sono fatto dare le statistiche a consuntivo del dicembre 2010, quindi abbiamo un anno intero di esercizio. Questo dato per quanto riguarda la PT di Portogruaro è suddiviso in Caorle, Bibione e poi Portogruarese, quindi non è il dato puro del comune di Portogruaro, ma questo secondo me ha poco senso perché noi siamo un sistema. Esatto, sì. Cioè dobbiamo far capire, far passare questo messaggio. L'entroterra è un sistema territoriale che ha una serie di caratteristiche e una serie di eccellenze. Portogruaro è un'eccellenza come città d'arte, come città di cultura, per le proprie caratteristiche anche architettoniche, per aspetti naturalistici che devono essere ancora di più enfatizzati, ma assieme a Portogruaro ci sono anche le altre realtà del territorio. Questo concetto deve passare e per questa ragione secondo me è importante che ci sia uno IAT a Portogruaro. I numeri del 2010 sono numeri estremamente positivi perché sono numeri tutti in crescita e in crescita soprattutto per quanto riguarda eccoci qua, soprattutto per quanto riguarda poi anche la presenza dell'estero, perché l'Italia è cresciuta. In termini assoluti dei livelli di presenza siamo cresciuti molto di più di tutto il resto della provincia di Venezia, quasi il doppio. Gli stranieri sono cresciuti del 13,75%, quindi ci sono stati 6.817 arrivi nel Portogruarese e 17.702 italiani, che sono cresciuti del 7,62%. Ci sono alcune nazioni come la Germania che hanno fatto un exploit, quindi più del 17,55%. Ci sono dei risultati significativi che vengono anche dal Regno Unito, che comunque ha avuto una crescita del 33,60% e così via. Come numeri assoluti? Numeri assoluti per il Regno Unito 338. Diciamo che quelli che vengono di più sono gli austriaci, i francesi, ma prima di tutto i tedeschi. Che poi rispecchia. Però sono risultati molto interessanti perché magari manca un attimo di memoria storica. Nel 2009 abbiamo avuto una crescita, però prima venivamo da anni comunque di Stasia. no, con risultati negativi. Quindi secondo me questo è anche l'indicatore di un sistema territoriale che è in salute dal punto di vista dell'offerta turistica e che può fare molto molto di più. Quindi dobbiamo arrivare a poterci giocare questa partita. La ipotesi che io faccio, la proposta che faccio, poi secondo me è qua che deve essere la discussione, è appunto quella di trovare una nuova collocazione per quanto riguarda l'ufficio, un nuovo posizionamento. In questo senso è importante che il Comune riesca a giocare la sua partita, a fare la sua parte e quindi a trovare questa nuova collocazione in centro storico. Le posso anche dire, sono sindaco, che credo che anche gli altri comuni che aderiscono alla conferenza dei sindaci del Veneto orientale potrebbero per loro quota parte sostenere questa progettualità perché credono nella potenzialità del turismo. E credo che dall'altra parte la provincia debba e possa, quindi dico ragion veduta, a fronte di una soluzione di questo tipo, dislocare qui una risorsa e quindi riaprire il servizio, che in questo momento è chiuso. Io poi però lo dico, bisogna anche che ragioniamo sui numeri perché secondo me è importante un'apertura stagionale piuttosto che un'apertura tout court tutti i santi mesi dell'anno, tutti i giorni della settimana, così come è stato fino adesso, perché sennò poi i numeri non reggono. Questo tipo di soluzioni, ad esempio, sono state adottate anche ad Eraclea, dove c'è stata una partnership, una sinergia tra associazioni di categoria e amministrazione che hanno messo a disposizione della PT uno spazio e poi la PT ha messo la risorsa per poter garantire il servizio. In questo senso ieri c'è stato l'incontro in provincia fra la Presidente, il Vicepresidente e i responsabili degli ambiti
e credo che la prossima settimana ci possa essere qualcosa di concreto in questo senso. Però se vogliamo giocarci la partita, a prescindere dalle parti politiche, e questa è la variabile fondamentale, dobbiamo fare il sistema tutti insieme. Questa è la proposta. Questo era anche l'obiettivo di incontro di questa sera. Solo